Buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo questa serata di archeologia organizzata dall'Associazione Culturale Onebu nell'ambito delle serate archeologiche dedicate al nostro progetto Sardegna verso l'UNESCO. Vi ringrazio per essere sempre così numerosi in queste serate. Evidentemente l'archeologia e la nostra storia catturano la vostra attenzione. E prima di iniziare questa serata che avrà come nucleo le navicelle bronze, questi oggetti, vedete? Questa è una navicella, che poi vedremo un pochettino nei dettagli. Vorrei leggervi un comunicato della nostra associazione Sardegna verso l'UNESCO, perché si è costituito il comitato scientifico del progetto. Allora, costituzione del comitato scientifico dell'Associazione Culturale Sardegna verso l'UNESCO. A seguito dell'istanza inoltrata alla Commissione Nazionale UNESCO e al Ministero dei Beni Culturali per il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica come patrimonio dell'umanità, è stato costituito il comitato scientifico, coordinato dal professor Giovanni Ugas, ed è composto dai professori e archeologi Anna De Palmas, Riccardo Cicilloni, Rossana Martorelli, Maria Grazia Melis, Raimondo Zucca, Alberto Moravetti, dai docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura Giorgio Massacci e Marco Cadinu, dagli studiosi di scienze umanistiche Attilio Mastino, Giulio Paulis, Mauro Magia, Anna Lecca, Giannetta Murru, Susanna Paulis, dagli studiosi di geoarcheologia e geologia ambientale Rita Melis e Felice Di Gregorio, dagli studiosi e docenti di scienze naturali, faunistiche, antropologiche e genetiche Gianluigi Bacchetta, Simonetta Bagella, Ignazio Camarda, Carlo Spano, Susanna Salvadori, Giovanni Floris, Anna Maria Deiana e Paolo Francalacci. Dai direttori in ambito museale e della legislazione dei beni culturali Stefania Bagella, Paolo Melis, Giorgio Murru, Franco Sardi, e dagli archeologi Angela Antona, Paola Basoli, Maria Ausilia Fadda, Maria Rosaria Manunza ed Emerenziana Usai. Questi appunto sono gli studiosi che sono stati scelti e che hanno dato la loro adesione a questo progetto. Vi ricordo che è stato già appoggiato dalla Regione Sardegna, verrà presentato alla Commissione Nazionale UNESCO per l'approvazione entro il 31 marzo 2021. Quindi siamo tutti pronti, stiamo tutti lavorando e vediamo di essere accettati, vediamo questa nostra iniziativa, se sarà proposta e accettata saremo tutti contenti. Poi dovremo riuscire anche a mantenere questa medaglia di patrimonio nazionale, patrimonio mondiale dell'umanità. Bene, allora iniziamo adesso la nostra passeggiata nella storia. Siamo già abbastanza numerosi, siamo un centinaio, quindi vado a condividere lo schermo cercando di condividere quello più grande possibile per voi. Questo per l'esattezza. Ok. Allora, questa è la nostra copertina, vedete, venerdì 11 dicembre. Questa serata è organizzata dall'Associazione Culturale Onebu, la nostra associazione che ogni venerdì sera alle 19 si riunisce. Ormai stiamo finendo l'anno, vedremo per venerdì prossimo di fare una chiusura in bellezza, ci sarà una sorpresa. Parleremo sicuramente dei giganti di Monte Prama, quindi vediamo un pochettino se riesco a coinvolgere qualche ospite di prestigio. Riceverete le informazioni diciamo, sui media, quindi ve lo faremo sapere. Allora, il tema di questa serata è
orientato sulle navicelle bronze. Sono dei reperti che fanno la loro comparsa in Sardegna intorno al XIX secolo a.C. Ci sono degli studiosi che rialzano queste datazioni, li portano al X a.C., anche qualcuno all'11 a.C., mentre i più cauti vanno a inquadrarli intorno al IX secolo, VIII, e naturalmente questo è il secolo di inizio, perché poi vedremo che vanno le navicelle a proseguire, le troveremo anche in ambito etrusco, le troveremo un po' in alcuni templi che ci sono lungo le coste italiche. Vedete subito che si tratta di imbarcazioni, quindi uno dei grandi dibattiti sulle navicelle è capire se queste navicelle, che sono votive, quindi sono degli oggetti sacri dedicati appunto alle divinità che vengono trovati nei templi, soprattutto nei pozzi sacri, derivano da un'idea di imbarcazioni ben precisa che avevano i sardi di quest'epoca, quindi stiamo parlando dei sardi del primo ferro, diciamo bronzo finale, inizio età del ferro, oppure si tratta di oggetti votivi, quindi arredi liturgici che venivano preparati per essere riempiti di olio e usati come lucerne, perché alcuni studiosi sostengono che si tratta di lampade a olio, quindi lucerne a olio, un po' come vedremo poi in epoca romana, che sono abbastanza conosciute. Vediamo quindi di analizzare queste navicelle, faremo una bella panoramica. Vi dico subito che ne sono state trovate quasi 160, quindi nel grande gruppo dei bronzetti. Abbiamo visto venerdì scorso i personaggi sacerdoti, guerrieri, animali, eccetera, eccetera. Le navicelle occupano un posto molto importante perché sono tante, 150, 160 navicelle testimoniano una iniziativa che va a colpire un segmento, quello della marineria, molto importante. Sapete bene quanto il mare Mediterraneo ha dato durante l'età del bronzo ai popoli che si affacciavano in queste coste, e non solo, ma soprattutto ha fatto da autostrada marittima per i commerci, quindi i popoli sono venuti a contatto fra loro e usavano delle imbarcazioni di vario tipo. Quindi vedremo prima un'introduzione sulle possibilità che queste fossero delle barche vere, e poi andremo invece ad analizzare i simboli che sono rappresentati nelle barche. Iniziamo da questa, vedete, una grande nave che addirittura ha sopra il ponte ha un doppio giogo di buoi, quindi se immaginate che un carro con i buoi misura 4-5 metri, fate le debite proporzioni, tenete conto che le navicelle sono oggetti di 15-20 centimetri, 25 centimetri al massimo. Ebbene, questa in proporzione sarebbe stata una imbarcazione di almeno 30 metri, quindi delle imbarcazioni che, se diamo fede alle proporzioni, dovevano essere veramente grandi. Iniziamo il nostro percorso sapendo, sapete tutti, che i marinai hanno un loro gergo, ci sono dei termini marinareschi ben precisi, e quindi bisognerebbe conoscere le parti delle barche. Noi conosciamo soprattutto lo scafo, l'albero, la vela, però sappiate che ogni componente delle barche ha un suo nome ben specifico. Diamo qualche indicazione sull'antica marineria. Immaginate che le attestazioni più antiche sono state trovate nella cultura Ubaid, quindi parliamo di una cultura mesopotamica del V millennio a.C., dove nelle ceramiche sono raffigurate delle imbarcazioni, addirittura con gli alberi, quindi imbarcazioni sicuramente a vela. La marineria è nata lì, nel Golfo Persico, laddove c'era il bitume che consente appunto di impermeabilizzare le barche. Queste imbarcazioni hanno avuto diverse tecniche costruttive. Immaginate un'imbarcazione che da un lago o da un fiume, quindi una navigazione diciamo palustre o fluviale,
deve compiere un percorso, un tragitto in mare aperto. In quel momento cambiano tutti i parametri, perché il mare sapete bene che deve essere affrontato con i giusti mezzi. Ebbene, inizialmente queste piroghe che venivano costruite, guardate, qui ve ne ho inserito una in alto a destra, una pirogha in quercia, si trova al Museo Pigorini di Roma, un'imbarcazione che è stata trovata nel lago di Bracciano. Sono rarissime le imbarcazioni perché sono in legno, quindi materiale organico, che è molto difficile è molto difficile che si conservi per tanto tempo, però questa era nel fondo con assenza di ossigenazione, quindi si è conservata. Vedete, è un semplice tronco di quercia scavato al centro, quindi doveva essere anche abbastanza complicato da manovrare perché è facile che si ribalti. Probabilmente ne utilizzavano due affiancati, legati magari da qualche ramo, in modo da fare una sorta di doppia piroga, un catamarano e una sorta di doppia piroga. Col passare dei secoli la tecnica marinaresca si è dovuta adeguare alle problematiche che mette il mare e quindi hanno inventato due sistemi di realizzazione delle barche che sono ben attestati e sono antichissimi. Parlo dell'inizio del terzo millennio avanti Cristo, come questo delle navi cucite e le navi assemblate con tenoni, mortase e cavicchi. Parliamo prima di tutto delle navi cucite. Vedete, si preparava un kit di legname, praticamente una barca che si poteva costruire pezzo dopo pezzo, assemblandola poi in seguito, quindi c'erano gli specialisti che facevano le varie parti, le parti nobili fatte con legni pregiati, mentre il fasciame si utilizzava legno insomma un pochettino meno pregiato. Bene, si assemblava il legname e poi con delle fibre vegetali si legavano le travi in modo da unirle perfettamente e tenerle ben salde. Capite bene che nel momento in cui viene messa in acqua questa imbarcazione subisce la penetrazione dell'acqua. Quindi si eseguivano delle operazioni con il bitume, il calafattaggio, il bitume che serve per impermeabilizzare, quindi praticamente si cospargeva col bitume lo scafo e anche il bitume richiedeva una certa tecnologia perché capite bene che deve essere abbastanza elastico da essere spalmato e potersi deformare un pochettino, ma non troppo perché altrimenti al sole si scioglierebbe. Non deve essere troppo duro perché altrimenti si spacca. Deve comunque resistere nel tempo, quindi hanno inventato questi agglomerati di canne, di altri materiali, di cocci, di conchiglie all'interno del bitume, in modo da formare questo bitume che veniva riscaldato e poi passato nelle barche. Queste navi cucite a volte, pensate alla nave di Cheope, la nave trovata nel 1952 sotto la piramide di Cheope, una imbarcazione abbastanza grande, oltre 30 metri, era tutta smontata e quindi si poteva facilmente capire che doveva essere assemblata in un certo modo. Nell'immagine di sotto vedete un altro sistema. Qui il fasciame viene unito tramite tenoni e mortase, che sono questi incastri che vengono messi fra una trave e l'altra. Quindi una volta fatta la trave di 15 cm circa di spessore, veniva forata al centro per inserire questi diciamo perni, questi chiavistelli. E guardate l'immagine in basso, quella bianca in basso a destra, vedete c'è il fasciame, ci sono le mortase che sono le femmine praticamente, i tenoni che sono i maschi che entrano all'interno delle mortase e poi i cavicchi che vanno a chiudere e in questo modo si poteva assemblare. Tenete conto che le navi che dovevano affrontare lunghi viaggi molto probabilmente utilizzavano un sistema misto, quindi venivano prima assemblati con tenoni, mortase e cavicchi e poi anche cucite per resistere di più. Naturalmente la tecnica marinaresca richiedeva anche una conoscenza del mare,
Non parliamo poi delle stelle e degli astri, perché dovevano muoversi anche in assenza di visibilità di costa, e quindi se di giorno potevano seguire un pochettino l'andamento del Sole, la notte al buio dovevano guardare le stelle, e quindi hanno iniziato a guardare il cielo e conoscevano le costellazioni e sapevano certamente come muoversi. Bene, oltre alle problematiche dell'orientamento, dovevano soddisfare anche diciamo, la problematica che gli imponevano i venti e le correnti. Sapete bene, qui in Sardegna i venti dominanti, soprattutto il maestrale, presente 360 giorni all'anno. Sappiamo a che ora arriva il maestrale, a che ora smette, sappiamo anche un pochettino la sua direzione e la sua intensità. Lo scirocco, che è il vento esattamente opposto, ci crea problemi opposti. Il vento caldo-umido ogni tanto in questo periodo soprattutto sta arrivando con regime di bufera. Bene, questi due venti dominanti, che potevano essere comunque utilizzati per andare con le barche a vela, erano solo uno dei problemi che poneva il mare. Ci sono le correnti marine del Mediterraneo che sono molto importanti. Ad esempio, sappiate che il mare Mediterraneo, immaginatelo come un grande lago, è dominato da correnti che entrano dallo stretto di Gibilterra. Seguite il mouse insieme a me, percorrono in senso antiorario, si tengono a sud e percorrono il Nord Africa, scendono qui dalla Tunisia, la Libia, poi vanno verso l'Egitto, superano Alessandria d'Egitto, risalgono poi, vedete, lungo il Libano, girano intorno all'isola di Cipro, molto importante perché qui c'erano delle città portuali, Ugarit ad esempio, molto importante, passano sotto la Turchia, poi entrano nel Mare Egeo, subiscono diverse correnti perché ci sono le correnti che portano nel Mar Nero, ma se la navigazione doveva fermarsi nel Mediterraneo, entrano nel Mare Egeo, vedete, superano il Peloponneso, superano diciamo l'Argolide, la Grecia meridionale, vanno nel mare Adriatico, girano nel mare Ionio, poi vanno nel Tirreno dove c'è un senso rotatorio in questo mare che ha visto nascere tantissime civiltà. Immaginate i nuragici, gli etruschi, anche i greci quando volevano commerciare, la Magna Grecia arrivava a sfruttare queste correnti mediterranee. Poi va verso nord, verso il Mar Ligure, riscende lungo la penisola iberica, il sud della Francia per girare intorno alle Baleari e poi fuoriesce dallo stretto di Gibilterra. Quindi lo studio delle correnti marine doveva essere sicuramente una competenza che avevano coloro che si mettevano in mare per fare delle navigazioni in mare aperto. Fatta questa parentesi, iniziamo a parlare delle nostre navicelle. Allora, io cercherò stasera di dimostrarvi che queste imbarcazioni potevano essere sicuramente degli oggetti votivi e potevano anche essere usate come lucerne, quindi come arredo liturgico, come lampade a olio, però la loro forma doveva derivare da delle barche realmente esistite. Stasera cercherò di dimostrarvelo. Anzitutto dovete sapere che la distribuzione di queste barchette è stata, diciamo, capillare in tutta la Sardegna. Si trovano, vi ho detto prima, soprattutto nei templi, quindi nei pozzi sacri, ma qualche navicella è stata trovata anche in zone, diciamo, in villaggi o nuraghi. Sono pochissime per la verità. Mentre una quindicina sono state trovate lungo le coste italiche, soprattutto in ambito etrusco. Erano dei doni matrimoniali probabilmente, il legame fra sardi ed etruschi era forte, in questo periodo i metalli la facevano da padrone, erano la moneta dell'epoca, quindi avere i metalli in Sardegna e avere dei giacimenti metalliferi in Etruria probabilmente ha fatto sì che queste popolazioni raggiungessero degli accordi, ed ecco che quindi vediamo dei bronzi sardi, l'abbiamo visto la settimana scorsa con il bronzo di Cavalupo di Vulci, ma anche delle navicelle che sono state trovate proprio in ambito etrusco. Mentre nell'immagine in alto a destra vedete le ancore, venivano fatte in antichità ancore in pietra che venivano legate semplicemente e poi
quando si doveva andare via venivano issate sulla barca, potevano servire anche come contrappeso per bilanciare un pochettino la barca se avevano caricato dei materiali. Oppure se dovevano scappare, c'è il famoso detto tagliare la corda, ecco, deriva da un linguaggio marinaresco. Tagliare la corda significa andiamo via da questa baia perché abbiamo delle persone che sono malintenzionate. Si taglia la corda dell'ancora, si abbandona l'ancora in pietra e si può salpare per andare a buon porto. Andiamo a esaminare quindi le varie tipologie di imbarcazioni. Allora, anzitutto c'è da fare subito una prima distinzione. Ci sono delle navi palustri che sono rotondeggianti, quindi hanno una forma di chiatta e ne vedremo alcune. Ne vedete una per esempio in alto a sinistra, vedete, è un'imbarcazione cuoriforme dove c'è questo animale, o forse non credo che sia un uomo, sembra più un babbuino, anche perché non ha la coda, quindi probabilmente è proprio un babbuino, che è sistemato su questa chiatta. Quindi vedete, questa è un'imbarcazione palustre. Poi ci sono le imbarcazioni da carico, le navi da carico, le famose navi onerarie romane, per intenderci, sono delle navi sono navi molto grandi, destinate a caricare più materiali possibile per i commerci. Ebbene, queste navi rispettano una dimensione 3:1, una proporzione. Ogni metro di larghezza hanno 3 metri di lunghezza. Quindi sono delle navi, immaginate una nave di 30 metri, larga 10 metri. E quindi una nave che poteva andare a remi naturalmente per le manovre, ma doveva andare a vela in alto mare. Quindi navi da carico rispettano la proporzione 3:1. Poi ci sono invece le navi veloci, che sono le navi da guerra, le navi che devono consentire una penetrazione nel mare per produrre meno attrito possibile. Quindi immaginate queste navi lunghe che potevano ospitare anche molti rematori. Durante le guerre navali si utilizzavano le navi lunghe perché appunto potevano manovrare facilmente e avevano più personale di bordo, 20, 30, 40 persone. Bene, noi nella marineria, diciamo, in bronzo dei nuragici rispettiamo queste regole, la proporzione 3:1, la proporzione del 6:1 delle barche veloci, le chiatte. Vedremo adesso, vi faccio subito notare, avrete sicuramente notato, per chi non le conosce, che sono le imbarcazioni caratterizzate da alcune forme. C'è l'albero, c'è lo scafo, c'è questa testa animale nella prua. Vediamo un po' di cosa si tratta. Iniziamo con la forma degli scaffi. Allora, questa è una navicella che è stata trovata da Basanta, rientra nella categoria delle navicelle cuoriformi, ne sono state trovate 4 se non erro. Bene, c'è questa di Basanta, vedete, è una sorta di imbarcazione molto calibrata, che presenta anche un anellino, un rigonfiamento, vedete nel lato. Questo è uno scalmo, quello che viene utilizzato per infilare il remo, che diventa anche direzionale, un remo timone. Immaginate, pensate alle gondole di Venezia. Ci sono i gondolieri che hanno quel grande remo che poggia su un oggetto che si chiama appunto scalmo. Ecco, in questo caso, in questa navicella c'è. Quindi questo è un dettaglio che ci deve far pensare che se c'è lo scalmo, evidentemente aveva una sua funzione. Dubito che servisse per appendere la navicella, come sostenuto da alcuni. Secondo me era funzionale, era un vero e proprio anello o a U per mettere proprio il remo. E quindi veniva rappresentato nelle nostre navicelle. Ricordatevi che le nostre navicelle sono simboliche, quindi vedrete qualche incongruenza nelle dimensioni della protome, ad esempio. Qui abbiamo, guardate, una protome di animale con le corna, con il collo perfettamente rettilineo. Vi dico subito che il collo degli animali può essere in 3 posizioni dominanti. C'è la posizione orizzontale, la posizione perfettamente verticale e la posizione a 45 gradi. Quindi
potevano diciamo, orientarle magari per dargli un pochettino di equilibrio nel posizionamento. Vediamo i nomi diciamo, dei componenti delle nostre navicelle. Qui ne ho messo una per farvi un esempio. Iniziamo dalla parte alta. La protome è praticamente la testa dell'animale, composta dalla faccia dell'animale, dal collo e dalle corna, che poi vedremo che sono diversi animali e diverse corna. Ogni animale ha le sue corna. Pensate ai cervi che hanno le corna decisamente diverse. Spesso ci sono degli animali sulla battagliola, quindi sulle mura laterali che ci sono sopra lo scafo. Quindi la battagliola, che è appunto una delle componenti dell'imbarcazione, presenta spesso questi animali. In questo caso sono degli uccellini, vedete. Poi c'è l'albero, può essere un albero completo fissato nel fondo, può essere un semialbero montato su un rinforzo che viene messo nel ponte. Ci sono vari tipi. Ci sono anche delle navicelle senza albero. Sopra l'albero c'è sempre un anello, vedete, che a volte ha la forma di un volatile, altre volte c'è proprio un anello con un uccellino sopra. Questi li esamineremo più avanti. La battagliola ve l'ho già detta, appunto è questa, nelle navi dei vichinghi ad esempio, che sono molto più tarde, arrivano 2000 anni dopo, però se pensate a una battaglia navale fatta dai vichinghi, affiancavano le altre navi mettendo gli scudi sulla battagliola e loro combattevano in questo modo. Quindi la battagliola prende appunto il nome da battaglia e serve appunto per difendere chi rimane dentro la nave. Il pulpito invece è questo oggetto che troviamo in questo caso nei 4 lati di questa imbarcazione. Vedete, ce ne sono 2 a poppa, uno è rotto, e 2 a prua che hanno queste anatrelle sopra. Quindi il pulpito è un altro elemento delle nostre imbarcazioni. E poi c'è lo scafo che è composto da opera viva e opera morta, che sono l'opera viva, quella che va sott'acqua, quella che diciamo combatte contro il mare, contro le onde, invece l'opera morta è quella che rimane asciutta. In realtà è quella che si vede quando voi andate a vedere le imbarcazioni in un molo, vedete solo l'opera morta, perché l'opera viva, che è quella che sta sotto, rimane sott'acqua ed è invisibile. Ecco, queste sono le parti, diciamo, fondamentali delle nostre imbarcazioni. Iniziamo quindi il nostro percorso esaminando le navicelle. Partiamo da quelle cuoriformi, quindi le chiatte. Abbiamo questa che è stata trovata a Baunei, vedete, questo è lo scalmo, si presenta danneggiata, però si nota, vedete, la sua forma rotondeggiante, quindi un'imbarcazione molto piccolina, questo è ripeto, secondo me un babbuino, sicuramente è un quadrumane, quindi non è una persona. Vi faccio subito notare che sta guardando verso poppa, quindi è in senso contrario alla navigazione. Secondo alcuni studiosi, essendo delle barchette spesso funerarie, il fatto che stia guardando verso il passato, quindi verso la poppa, può significare appunto che sono delle barche dedicate al mondo degli inferi, quindi ai defunti, però è una suggestione, un'interpretazione, quindi io rimango sempre, rimaniamo con i piedi per terra, parliamo di archeologia e quindi lasciamo queste interpretazioni un pochettino suggestive alla letteratura. Nella parte anteriore, vedete, c'è un collo perfettamente orizzontale, saldato nello scafo, ed è una protome abbastanza elegante. Come questa che c'è anche sotto, vedete Sant'Adi, nella grotta Piroso è stata trovata quest'altra, priva di ogni elemento nello scafo, e presenta anch'essa un collo orizzontale con un animale con le corna. Una delle imbarcazioni che non saprei proprio in quale categoria metterla, quindi ve la propongo subito, così la esaminate e vedete un po' voi se è una nave da carico oppure è una nave palustre, è quella che proviene da Mandas, la navicella chiamata Bilicne di Mandas. È una imbarcazione assai complessa, vedete, presenta uno scafo molto elegante, una protome gigantesca,
guardate questo animale con queste bellissime corna, e ha un gavone di prua, quindi il gavone che è un elemento delle barche vere, è quello dove si mette tutto ciò che non si vuole che si bagni durante la navigazione. Pensate, se siete mai andati con un gommone, uno Zodiac, c'è il gavone di prua che è quello dove mettete sotto tutte le cose per evitare che le onde ve le bagnino. Ecco, in molte navicelle c'è questo gavone di prua. Se fosse una semplice lampada o lucerna, non avrebbero messo tutti questi dettagli, non c'era bisogno. Andiamo avanti. La battagliola, vedete, è a doppi triangoli contrapposti. C'è l'albero che presenta una torricella al suo apice, poi c'è un anello e poi un uccellino, diciamo una colombella nella parte superiore. Vi do la prima suggestione. Allora, i pulpiti, vedete, presentano questa rotondità nella parte alta e soprattutto l'albero, quasi come se volessero rappresentare un nuraghe. Quindi, un'interpretazione che vi offro, che io faccio spesso, è quella che le imbarcazioni sono legate al mondo nuragico e quindi la rappresentazione, in questo caso di un nuraghe con il mastio centrale e i nuraghi laterali, potrebbe essere una delle interpretazioni. Vediamola però da un'altra angolazione, la navicella di Mandas. Vedete come vista da sopra ha una forma decisamente non consueta, è una navicella triangolare. Ecco, vedete, il gavone di prua, le torricelle, i pulpiti, diciamo, che io chiamo torricelle, l'albero saldato nel fondo e poi questa bellissima anatrella messa sopra l'anello, sopra appunto l'albero centrale. Quindi una navicella con forma triangolare. Passiamo a un'altra tipologia, gli scaffi ellittici. Allora, gli scaffi ellittici, vedete la loro forma molto regolare, hanno un ponte di rinforzo. Allora, tutta questa categoria di scaffi non ha l'albero, quindi quando non c'è l'albero, chiaramente per unire, per giuntare, diciamo, i due bordi della navicella, mettono chiamiamolo un ponte, un rinforzo, una barretta. Guardiamolo in questa bella navicella che proviene da una zona della Nurra, quindi della Sardegna nord-occidentale. Vedete questo rinforzo a forma di ponticello, di un arco a tutto sesto, con sopra il nostro anellino. Vi dico subito che l'anello, da chi sostiene che queste sono lucerne, viene interpretato come appiccagnolo, praticamente l'anello in cui si legava una cordicella per tenere appesa la navicella. Io non sono molto d'accordo su questa interpretazione, per me si tratta di un simbolo, perché queste navicelle possono essere tranquillamente poggiate, non c'era bisogno di appenderle, e poggiandole stanno in piedi tranquillamente, quindi secondo me questo è un simbolo ben preciso, ma ne parleremo più avanti. Vediamone qualcuna di queste. Allora, iniziamo da questa, trovata a Baunei, nella località Golgo di Baunei, celebre, poi un luogo tra l'altro meraviglioso per il panorama. La navicella di Baunei presenta, vedete, uno scafo diciamo che ha la proporzione 3:1, molto elegante, molto ben conservata. Vi devo dire che sono oggetti fatti con il sistema della cera persa, quindi sono dei bronzetti a tutti gli effetti, che a volte venivano realizzati su pezzo intero, altre volte si realizzavano più pezzi, la protome, il ponte, la battagliola, gli alberi, eccetera, e poi venivano assemblati e con dei procedimenti metallurgici di saldatura o di brasatura, insomma ci sono diversi sistemi, venivano unite, giuntate proprio allo scafo. A volte vedrete che la protome è unita allo scafo attraverso la legatura di un filo, magari un filo di rame, che veniva avvolto intorno al collo e poi si riscaldava e quindi si fondeva insieme allo scafo. Poi qui ci vorrebbero gli specialisti di archeometallurgia per
farci vedere come si faceva. In questo caso i rinforzi, vedete, si tratta di una doppia barra e sopra vediamo il nostro anello, che continuo a dirvi che secondo me è un simbolo ben preciso. Vediamone qualcun'altra. La forma dello scafo, vedete, scafo ellittico, quindi non ritorno su questo problema. Abbiamo anche qui un doppio ponte, purtroppo si è rotto. Una bella protome di bue, guardate quanto è elegante, con le sue corna ricurve, con il collo a 90 gradi, perfettamente saldato nel gavone di prua. Trovata a Orgosolo, mentre quella di sotto trovata a Nuragus è una barchetta molto elegante e raffinata che presenta una moltitudine di anatrelle sull'orlo. Se vogliamo parlare di queste anatrelle, anche perché vedete l'anello che c'è nella parte alta, tenete conto che le imbarcazioni, la parte nobile è quella alta, quindi la punta dell'albero è sempre quella diciamo che va verso le divinità, verso il cielo. Quindi queste anatrelle, un'anatrella appoggiata lì sopra, è proprio un simbolo divino, è l'uccello che reca i nostri messaggi, le nostre richieste di grazia verso il cielo. E poi vedremo che nella navigazione reale la colombella, insomma questi passeracci che hanno come caratteristica quella di volare volo radente e vanno verso terra, se voi lo liberate durante la navigazione, sappiate che era uno strumento che i naviganti utilizzavano, imbarcavano sia come piccioni viaggiatori, quindi prendevano, non so, partivano una barca dall'Egitto, caricavano questi uccelli nelle gabbie che vivevano prima in Egitto, fanno una navigazione verso, non so, inventiamo, verso la Grecia. Bene, in caso di invio di un messaggio, questo messaggero era proprio la colombella, il piccione, gli veniva legato il messaggio e lui andava nella sua casa, quindi tornava in Egitto e tornava nella sua gabbia e quindi poteva portare un messaggio. Ma se pensate anche alla saga di Gilgamesh, dove c'era questo personaggio che dopo il diluvio universale lanciava la colombella, un po' come il nostro Noè, che dopo il diluvio universale aveva liberato la colombella che prima gli ha portato il prima è tornata senza nulla, poi gli ha portato il ramoscello, quindi Noè ha capito che era vicino alla terra e quindi si stava salvando. Ecco, quindi un simbolo legato alla salvezza, un simbolo che sicuramente serviva ai marinai, ma anche inserito in un oggetto votivo ha il suo significato simbolico molto importante. Vediamone qualcun'altra. Allora, qui abbiamo sempre lo scafo ellittico, il gavone di prua, una protome, guardate con queste corna ricurve, non saprei dirvi di che animale si tratta, trovata alla Erru, ma un'altra che è stata trovata tra l'altro non più di una decina di anni fa a Costanighedda, anche questa presente il gavone di prua, ha un collo molto simile, io suppongo che sia della stessa bottega artistica, presenta lo stesso animale nella prua. Non saprei dirvi il significato di queste protomi, potrebbe essere il totem dell'imbarcazione, cioè un'imbarcazione veloce mettono la testa di un animale veloce, un'imbarcazione possente mettono la testa di un bue. Chiaramente noi non abbiamo una chiave di lettura precisa della simbologia che loro utilizzavano, però possiamo farci un'idea. Tutti e due hanno, vedete, questo doppio rinforzo sopra lo scafo e allora un semialbero, vedete, non è un albero completo questo, l'albero completo sarebbe montato sul fondo, invece in questo caso abbiamo un semialbero sormontato da un anello e come potete vedere questo anello addirittura in quella di Costanighedda è sormontato da una colombella che è rivolta verso poppa, quindi può essere un animale legato al mondo funerario, al mondo dell'aldilà. Passiamo a un'altra navicella, la navicella di Padria, trovata nel nuraghe Bade Rupida. Bene, questa navicella, come potete vedere, è interessante perché ha diversi oggetti inseriti nella sua simbologia.
Manca la protome, che chiaramente si è rotta, si è spezzata per qualche motivo. Ha la sua battagliola, che doveva avere 4 torricelle a forma di nuraghe, ce n'è solo una perché le altre si sono rotte. Ha questa battagliola a triangoli contrapposti, questo ponte con diciamo barrette di rinforzo, e poi abbiamo questo oggetto. Tra l'altro questo è anche girevole, quindi bisogna anche capire questo meccanismo. Fare un albero girevole, questo è un dettaglio che c'è nelle barche vere, non è simbolico, non è solo simbolico. Poi c'è quest'altro semialbero, l'anellino, e questo uccellino nella parte superiore. In questo caso l'uccellino è rivolto verso prua. Ho trovato una somiglianza notevole con questo albero di navicella trovato rotto, quindi è un frammento di navicella, manca tutto lo scafo, però vedete qui è inequivocabile che questi sono nuraghi. In questo caso vedete l'albero ha dei piccoli nuraghi intorno, delle torri, e la torre centrale che sostiene l'anello che sostiene l'uccellino. Quindi è inequivocabile che questi simboli sono legati al mondo nuragico e sono dei veri e propri nuraghi. Bisogna capire perché. Evidentemente il legame tra il nuraghe e le imbarcazioni c'era. Vi lascio con questa suggestione, ma oggi ne vedremo tante. Questa l'abbiamo vista già all'inizio, è una imbarcazione trovata lungo la costa meridionale dell'Italia, a Crotone, nel tempio di Aralacinia. Vedete, il doppio gioco di buoi è rivolto verso poppa, quindi per me è una barca funeraria, è priva di protome nella prua. Ci sono le nostre torricelle con questi volatili posizionati sopra, ed è molto interessante questo doppio gioco di buoi, forse si vede meglio sotto, guardate un po'. Da questa inquadratura si nota che anzitutto la battagliola, vedete, ha dei fori quadrangolari, ha delle barre di rinforzo notevoli. Ignoro cosa ci fosse qui al centro, ma presuppongo che ci fosse proprio un albero che è stato staccato. Quindi immaginiamo la nostra consueta iconografia con l'albero, l'anellino e l'uccello sopra. Però guardate cosa c'è nel carro, sia in uno che nell'altro. Allora, questi oggetti per me somigliano moltissimo a quei piccoli nuraghi che sono stati trovati ad esempio a Monte Prama, ma sono trovati al centro degli edifici per le assemblee, non so, al nuraghe Palmavera, anche a Barumini è stato trovato uno. Al centro di queste grandi sale loro mettevano i nuragici un altare che presentava appunto un totem, il totem della comunità, il nuraghe, questo legame con i loro antichi antenati. Non dimentichiamo che i nuragici sono presenti dal 1700 a.C., 1600, come costruttori di nuraghi semplici, poi complessi. Ma intorno al 1000 a.C., quando è l'epoca dei bronzetti e delle navicelle, X secolo, IX secolo a.C., i nuraghi non si costruiscono più, ma il legame è attestato da questi piccoli nuraghi in pietra che troviamo al centro delle loro sale per le assemblee, come se fossero appunto l'ombrello protettivo della loro comunità. Andiamo alle ellitiche carenate. Vedete, sono simili a quelle ellitiche, in realtà però qui c'è una carenatura che me le fa inserire in un altro gruppo. In questo caso abbiamo una bella protome, guardate quanto è elegante questo collo che è stato inserito sul gavone di prua, un rinforzo laterale, provenienza sconosciuta. Molte navicelle provengono da scavi clandestini, poi attraverso aste ne è arrivata qualcun'altra, però molte di queste navicelle non sappiamo in realtà da dove arrivano. Sappiamo classificarle come navicelle sarde, però il luogo originario ci sfugge. Allora, guardate quest'altra, proviene da Tula. Allora, è anzitutto un'imbarcazione che ha dei peducci nella parte inferiore che gli consentono di stare ben ferma quando viene poggiata. Tenete conto che poi vedremo questi peducci, perché forse non sono proprio solo dei peducci, ma hanno una funzione reale anche nelle barche vere.
Iniziamo a notare questo doppio ponte, vedete, con doppia barretta, sopra il quale ci sono delle borchie, delle spirali. Il collo, ecco qua, il collo regge questa testa di muflone, guardate che belle queste corna ricurve, ed è legato con un filo metallico, vedete, che viene poi fuso insieme alla navicella. In questa si notano anche delle legature, dei cordoni. Se vi capita di vedere delle barche dei pescatori, ancora oggi lo scafo, il legname, viene tenuto ancora più saldo, bello rigido per sopportare le sollecitazioni che ci sono in dorso d'onda, con queste corde che appunto hanno diverse utilità pratiche. Nella parte bassa, vedete, lo scafo ha quest'altra rifinitura. Andiamo avanti. Sempre quelle ellittiche carenate, abbiamo questa con un ponte a nastro, con l'anello, la nostra protome, vedete, collo orizzontale, le belle corna ricurve, ormai la tipologia di queste l'avete intuita. Queste arrivano questa da Mores e dal Tempio di Era Lacinia. Guardate un'altra, prima vi ho fatto vedere dal Tempio di Era Lacinia di Crotone, questo è un altro Tempio Era Lacinia di Tarquinia, quindi siamo in ambito, diciamo, tosco-laziale. La nostra forma con questo bordo, il gavone di prua, e vedete le corna ricurve, questo animale non saprei proprio dire di che animale si tratta, e poi c'è ecco il semialbero con l'anello, con questa colombella rivolta verso poppa. Andiamo al Museo di Cagliari. Al Museo di Cagliari ci sono diverse imbarcazioni, vedete, questa trovata nella Nurra, quest'altra Baunei l'abbiamo già vista prima, questa Bultei, perché presenta questo animale, guardate, possente. Hanno tutte l'anellino, il ponte, e qui invece c'è un frammento, guardate, con una colombella che si trova nella parte superiore dell'anello, che a sua volta è sulla parte superiore della testa dell'albero. Questa proviene dalla Sardegna, località sconosciuta. Vedete, leggete qua sotto, catalogo, collezione Boroschi. Ecco, molte di queste navicelle non sono presenti in Sardegna, ma sono visibili perché sono state classificate e pubblicate in cataloghi di collezioni private. Poi c'è tutta la documentazione dietro, non si deve subito pensare a scavi clandestini. A volte queste navicelle vengono da scambi d'aste, dove la documentazione c'è dietro per poter essere vendute. Ecco, qui abbiamo un classico esempio di imbarcazione, vedete, con una battagliola, anche questa a triangoli contrapposti, le nostre 4 torri laterali, quasi a formare un nuraghe quadrilobato, le 4 torri laterali e la torre centrale. Guardate come è fatto questo albero, presenta questa testa d'albero che sembra più un'anfora, guardatela un po', analizzate, un'anfora posizionata sopra, poi il nostro anello e il nostro uccellino. In questo caso la protome, seguite un po' le corna, vedete, le corna sono pomellate, quindi hanno una protezione nella punta. Forma degli scaffi. Andiamo alla quarta forma, trapezoidale a V. Queste sono le classiche barche lunghe, quindi barche a remi, non hanno l'albero, infatti sono delle imbarcazioni che probabilmente erano quelle che vediamo oggi, le imbarcazioni da pesca. Se andate a Marina Piccola, di queste ce ne sono ancora. Ecco, vi faccio notare che ci sono 4 piedi in questa che arriva da Oliena. Abbiamo il nostro scalmo nella parte laterale, o forse era il ponte che giuntava, scusate, le due parti laterali dello scafo, e vedete qui, vista di fronte, come si presenta formata da una punta che era quella che doveva tagliare l'acqua, quindi rispettano le leggi dell'idrodinamica. Ecco perché io non ho dubbi nel dire che queste sono oggetti ex voto, ma sono legati, forse anche lucerne, anche probabilmente sono delle lucerne, ma sono legati a delle imbarcazioni realmente esistite. Cioè,
in Sardegna, tramite 150-160 barche, non possiamo affermare che non ci fosse una flotta. È chiaro che non riusciamo a trovarla, perché a distanza di 3000 anni il legno non si conserva. Però tutte queste conoscenze della marineria sono in mano a chi la frequenta, la marineria, e anche una marineria d'altura, perché abbiamo visto che ci sono diverse caratteristiche tecniche. Guardate quest'altra. Allora, qui abbiamo un rinforzo, un ponte di rinforzo, vedete, con 3 barrette, con 3, io le ho chiamate costolature. Sopra abbiamo il nostro anellino, addirittura si vedono, guardate, le corde che tengono insieme l'imbarcazione, e quindi ce ne sono sull'orlo alto, sull'orlo basso e anche al centro. E poi abbiamo un filo metallico che lega il collo della protome al gavone di prua. Quest'altra meravigliosa proviene da Padria, anche questa della stessa collezione, ho trovato la fotografia, guardate un po', addirittura qua il gavone è completamente coperto. Si nota chiaramente che questa è una corda intrecciata. Anche nello scafo, guardate, ce ne sono 3 corde intrecciate. Abbiamo il nostro anello con questa barretta che probabilmente serviva, questa sì, per tenerla appesa. Poi abbiamo il collo legato, vedete, un animale con gli occhi globulari, con queste corna molto eleganti, anche qua formano una U completa. Il collo legato con questo filo metallico, e nella parte inferiore ci sono questi peducci che però in questo caso sono sporgenti, quindi 2 peducci sporgenti, ampiamente sporgenti, che nelle barche reali, e questo c'è un ragazzo, un amico, Geronimo Giana, che fa la sperimentazione di queste cose. Lui si è accorto che simulando appunto un ondeggiamento delle imbarcazioni, lui le realizza in legno, le ha realizzate con queste forme, le ha posizionate su una vasca dove c'era l'acqua, poi le ha fatte muovere. Quando hanno i peducci fanno un rollio, vi ricordo sempre che il beccheggio è quello in avanti e indietro, mentre il rollio è quello laterale. Quindi sono dei peducci anti-rollio, perché l'imbarcazione pende prima da una parte e poi dall'altra e si stabilizza. Quando invece non ci sono queste barre stabilizzate, questi stabilizzatori, l'imbarcazione continua a ondeggiare, quindi sono funzionali proprio alla navigazione. Eccone qua un'altra, guardate un po', la celebre Arca di Noè. Questa è sempre di ambito etrusco, è una navicella sarda naturalmente. Guardate la ricchezza di questa imbarcazione. Ci sono tanti animali rappresentati, ci sono vedete dei buoi con le corna pomellate, in quella di giù si vede meglio, dei buoi con le corna pomellate, c'è un ponte che è una sorta di gioco per questi 2 buoi con l'anello, con dei personaggi sopra, che potevano essere coloro che conducevano appunto i buoi. E poi ci sono animali di ogni specie, guardate, addirittura vedete c'è nel collo della protome c'è un animale che sta morsicando nel collo appunto questo animale cornuto che dovrebbe essere insomma il totem forse dell'imbarcazione, viene aggredito da questo animaletto che insomma gli crea un problema alla gola. Andiamo avanti. Anche questa località sconosciuta, guardate che bella questa imbarcazione. Questa ha 4 peduncoli, quindi 4 barre stabilizzatrici, ormai le chiamerò così, 2 nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore, un bellissimo collo legato con un filo metallico, le corna pomellate e 2 animali cornuti condotti da un personaggio che li sta tenendo per le corna, anche in questo caso rivolti verso poppa. C'è un altro personaggio dall'altra parte, come potete notare, però è rotto e quindi non si vede bene. Costa Nighedda, questa ne abbiamo visto una simile con questo anello che la lega. Questo vi ho detto infatti prima che probabilmente serviva proprio per appenderla in qualche modo, però potrebbe anche essere un oggetto
sistemato dopo. Quindi una barra di rinforzo laterale, il nostro consueto collo attaccato con il filo metallico e in questo caso le barrette stabilizzatrici dell'imbarcazione nella parte bassa. Tenete conto che molte volte queste imbarcazioni, queste barchette bronze, non vengono trovate intere, vengono trovate frammentate. Molto spesso si trovano le protomi, quindi guardate, in questo caso al Museo di Cagliari hanno messo in una vetrinetta delle protomi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 protomi che appartengono sicuramente a qualche navicella, però non è stata trovata la navicella e quindi vengono classificate come protomi di navicelle, ma sono semplicemente dei frammenti, chissà dove è finita la barca. Mentre in questo caso, vedete, c'è una colombella, in questo caso l'anellino per sospenderla è stato messo nella parte superiore. E qui abbiamo il nostro nuraghe quadrilobato, vedete, e sopra c'è questo animale che in questo caso sembra più un cavallo piuttosto che un anello con un volatile, però vi assicuro che questo è un uccellino posto su un anello. Qui abbiamo un'altra rassegna di colombelle, vedete questo animale? Non dimentichiamo che la colombella è un animale sacro a Venere, che è la protettrice dei marinai, quindi c'è un legame stretto fra le navicelle, le anatrelle e appunto le divinità del cielo, soprattutto le divinità che proteggevano la navigazione. Ecco, questo è un frammento, vedete, di navicella con questa battagliola stranissima con doppio chevron, protome con addirittura le corna e un uccellino posizionato sopra. Tenete conto che in epoca cartaginese e quindi in epoca punica, stiamo parlando quindi di 500 anni dopo, quando l'utilizzo delle monete va diffondendosi, ci sono delle monete che hanno delle imbarcazioni raffigurate, come in questo caso, vedete, ci sono tantissimi rematori, sono le onde del mare e quindi la forza simbolica delle nostre imbarcazioni messa addirittura nelle monete che sono diciamo, il materiale, lo strumento per compiere gli scambi economici. Qui ho messo la navicella di Orroli e la navicella di Bultei per farvi vedere appunto altri esempi di barche ben conservate. Guardate, sono due barche molto simili, però in una ci sono dei cagnolini sopra, molto eleganti, mentre nell'altra ci sono delle colombelle. Nella navicella di Orroli le colombelle sono rivolte verso la poppa, mentre nella nave di Bultei sia questi cagnolini che sono in posizione eretta, molto in posizione da posa da caccia questa, guardano in avanti così come le anatrelle sulle due torri laterali, sui due pulpiti laterali e anche quella che sormonta l'albero. Le battagliole, vedete, queste a triangoli contrapposti, quella di sotto a doppi triangoli contrapposti e ancora sotto abbiamo quella di Era Lacinia, che vi ho fatto vedere prima, di Crotone, che aveva i fori quadrangolari, mentre sul lato sinistro vedete la forma degli scaffi, scafo a margine liscio, a orlo rilevato, orlo alto e rilevato, vedete ce ne sono di diverse tipologie, quindi gli specialisti vanno a classificarle secondo le varie forme. Non si tratta di semplici lucerne, queste derivano da imbarcazioni reali, ci sono troppi dettagli che ci danno una testimonianza fortissima di un legame con la marineria vera. Tenete conto che in nessuna parte del mondo ci sono 160 imbarcazioni in bronzo, non sono solo quelle in terracotta che vedremo alla fine di questa serata, queste sono in bronzo, sono gli oggetti più preziosi che potevano essere offerti alle divinità, quindi un'imbarcazione offerta a una divinità ha un valore simbolico straordinario. Vediamone qualcun'altra. Allora, questa in Nuragus l'abbiamo già vista prima con tutti quanti gli uccellini. Sotto c'è questa che arriva dalla Nurra con questa forma un po' particolare, un po' romboidale. Quest'altra era quella con le 3 costolature, l'abbiamo vista anche questa prima. La navicella di Orroli, eccola qua. Allora, la navicella di Orroli è caratterizzata appunto da colombelle che stanno sopra la battagliola e sono tutte rivolte verso poppa. Quindi questa per me è una nave funeraria, presenta il classico schema con lo scafo
che ha questo quadrilobato, vedete un nuraghe e un altro nella parte anteriore, un nuraghe e un altro nella parte posteriore, sormontati da colombelle, così come anche l'albero centrale con il suo terrazzo nuragico e la colombella nella parte superiore. Questa arriva da Erula, un po' più massiccia, vedete, una bella battagliola a triangoli contrapposti, questo ponte, diciamo, giunto con una barretta di rinforzo bella larga. Questo animale, vedete, ha le corna del cervo, quindi si notano le orecchie, quindi una attenzione notevole alla rappresentazione dei dettagli. Nulla è lasciato al caso, pur essendo oggetti abbastanza piccoli. Vediamo queste ultime imbarcazioni che ho inserito nella nostra rappresentazione, sono anche le 8, quindi devo un pochettino correre. Vedete questa che proviene da Nuoro con questo bel cerbiatto con le corna, quest'altra da Nuoro, un frammento, questa viene da Serri, questa è una protome, guardate, una protome con le corna che presenta sopra un altro oggetto. Una rassegna, diciamo una panoramica di tutto quello che abbiamo visto, vedete un numero impressionante di imbarcazioni. Queste sono le imbarcazioni invece, diciamo le lucerne a forma di imbarcazione che sono state trovate ad esempio dal professor Ugas nel nuraghe sul mulino di Villanova Franca. Lui ne ha trovato centinaia nel nuraghe sul mulino e le ha tutte classificate, vedete, queste sì sono delle lucerne, delle lampade a olio, si notano ancora le tracce di bruciatura, addirittura qualcuna con l'albero, con queste protomi un pochettino le simboleggiate, quindi le facce. E ci sono anche queste, vedete, con una protomi. Questa sembra proprio una delle nostre navicelle bronze, in questo caso sono terracotte, ma sono proprio centinaia. Alcune navicelle sono conservate al Louvre, adesso non è più visitabile, il Louvre stanno per fallire, hanno dei costi stratosferici, però sicuramente resisteranno, avranno delle sovvenzioni notevoli. Chi di voi avrà la fortuna di visitare il Louvre troverà appunto delle imbarcazioni. E questa è l'ultima immagine, quella con la quale vi lascio, per darvi ancora qualche suggestione. Allora, le imbarcazioni, io qui sotto ho scritto simboli del cosmo. Allora, i 4 elementi aristotelici sono l'acqua, e in questo caso le imbarcazioni navigano, quindi è il loro elemento, loro viaggiano nel mare, quindi l'acqua è presente. La terra, allora, la protome non è altro che un simbolo forte di appartenenza alla terra, il bue che lo troveremo nelle Domus de Janas del Neolitico, lo troviamo rappresentato un po' dappertutto nelle ceramiche, anche nelle ceramiche molto antiche. Il bue è un legame forte con la terra, quindi abbiamo l'acqua e la terra presenti. Poi abbiamo tantissimi volatili, abbiamo quindi rappresentata l'aria, il cielo, gli uccelli sono quegli elementi, gli unici elementi che riescono a percorrere il cielo. Quindi mentre la barca percorre il mare, gli uccelli vanno nel cielo e quindi rappresentano l'aria e il cielo. E il quarto elemento è il fuoco. Questi sono i 4 elementi aristotelici. Il fuoco mi sarebbe diventato comodo trattarle come lucerne perché hanno la fiammella, si mette l'olio, quindi con la fiammella, e sarebbe il quarto elemento. Però in questo caso il fuoco è quello che le forgia, cioè sono realizzate col fuoco, col metallo che viene fuso e il maestro fusore trasforma. Guardate questo processo di metamorfosi dove da un oggetto metallico che diventa liquido viene fatta la colata ed esce fuori questa bellissima imbarcazione, questo oggetto preziosissimo che appunto per me contiene tutti e 4 i simboli. Quindi i 4 simboli sono praticamente la rappresentazione della civiltà di questi personaggi che evidentemente facevano parte appunto vado a ingrandire un pochettino l'immagine, scusate, eccomi qua, andavano a rappresentare il loro mondo. Quindi il mondo dei nuragici era composto dai 4 elementi acqua, terra, fuoco
acqua, terra, fuoco e aria, quindi il cielo, questi 4 elementi fusi in un unico oggetto che rappresentava la civiltà nuragica, anzi tardo-nuragica. Bene, io ho finito questa lunga presentazione, scusatemi, ho oltrepassato di 5 minuti il tempo a mia disposizione. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, dove parleremo dei giganti di Monteprama con ospite a sorpresa, che sto cercando ancora di coinvolgerlo, ma se accetta sarà una serata straordinaria. Vi saluto, vi ringrazio per essere sempre così numerosi, tantissimi auguri e mettete la mascherina. Ciao, arrivederci.